buona giornata, bentrovate e bentrovati. Prima edizione in questo martedì 22 aprile, il giorno dopo Pasquetta, ma soprattutto il giorno dopo la morte di Papa Francesco. Insomma, ieri è stata una giornata intensa per tutti e tutte. Le redazioni di tutti i giornali, di tutte le televisioni si sono subito adattati al nuovo palinsesto, alle cose che sono cambiate repentinamente, un ictus probabilmente essere la causa del decesso e un collasso poi cardiocircolatorio. Io vedo collegato il nostro Filippo Fois da Venezia insieme al presidente Luca Zaia perché il presidente della nostra regione ci tiene a voler esprimere il cordoglio già espresso subito ieri, però oggi lo facciamo in diretta. Siamo con il nostro presidente. Filippo, se ci senti, sei in diretta. Buongiorno. Abbiamo dei problemi di collegamento, intanto grazie all'aiuto di Alessandro Granziera e Simone Merlo in regia vi facciamo vedere queste immagini diffuse questa mattina intorno alle 10 dal Vaticano. Sono le prime immagini ufficiali proprio che arrivano dal Vaticano, le prime della bara di Papa Francesco. La chiesetta, la ricorderete, è quella in cui Papa Francesco durante la pandemia celebrava la messa. Siamo a Santa Marta nel pomeriggio e domani il corpo sarà esposto a San Pietro. Andiamo dal presidente Zaia. Vicino un Papa che ha saputo parlare anche dei problemi della nostra gente, dei nostri territori. Penso a quell'incontro che fece alla Basilica della Salute con i giovani durante la visita pastorale a Venezia, parlando della fragilità della nostra città di Venezia, parlando di sostenibilità, di tanti temi. È stato il Papa che ha dato voce agli ultimi, portando il suo bagaglio culturale di formazione dall'America Latina. Peraltro è stato il primo Papa latinoamericano della storia della Chiesa, il primo gesuita, ma ci ha abituato a un Papa che parlava degli ultimi. E devo anche dire che a me piace quel ricordo di un Papa che descriveva la Chiesa Cattolica come un ospedale da campo aperto a tutti, che cura tutti e non chiudere mai le porte a nessuno. Tanto è vero che è stato il Papa del dialogo, ha fatto 47 viaggi pastorali nel mondo, più di 150 visite pastorali in giro per l'Italia, incontri. Papa che ha lavorato tanto, ha dato tanto ed è stato coerente con le sue idee, questo va riconosciuto. E aveva avuto modo di parlarci poi in quelle due occasioni? Sì, in più occasioni, perché io l'ho incontrato non solo a Verona e a Venezia, dove comunque durante queste visite pastorali era complicato, comunque anche aveva dei programmi di visita molto pressanti dal punto di vista di impegni. Ma sì, ma poi l'ho incontrato anche in Vaticano, quindi a Roma. È una persona simpatica, molto alla mano, concreta, senza tanti giri di parole, pronto anche alla battuta se serviva. Uno di noi, potremmo dire, cioè non si dovrebbe dire che il Papa è uno di noi, però il Papa era sicuramente un Papa del popolo. Ha avuto modo anche di incontrare Ratzinger o Wojtyla, cioè ha notato differenze da questo punto di vista, e qual è anche dal punto di vista, se vogliamo dire, uso impropriamente il termine politico, quello che ha determinato questo Papa che viene definito di rottura? Ma guardi, ogni tre papi, tre stili diversi, come accade per tutte le persone. Tre grandi religiosi, tre grandi, diciamo, rappresentanti della Chiesa cattolica, e devo dire che hanno interpretato perfettamente il loro ruolo, ovviamente con stili diversi. Wojtyła è stata la perestroica. La perestroica è stato un Papa che ha pontificato, penso che oltre 20-25 anni, adesso io non ricordo più per quanti anni, e poi ricordo Wojtyła fu la perestroica, perché il Papa segna un periodo storico, fu il periodo della perestroica, fu il periodo di Solidarnosc, di Lech Walesa e della Polonia, ma fu anche il Papa dei giovani, fu il Papa delle grandi convention con i giovani, fu il Papa che ci abituò a vedere un Papa che andava a sciare, e questo fu una rivoluzione. Lui arrivava dopo Papa Luciani, che restò in vita come Papa 33 giorni, e Luciani era il successore di Paolo VI, una figura molto austera, molto vecchio stile.
Arrivò poi Ratzinger, dopo tutti questi anni, quindi un'affezione con un Papa per oltre 20 anni importante. Ratzinger è stato un Papa assolutamente rispettoso della dottrina, del Vangelo, ed è stato il Papa anche che ha affrontato un periodo di grandi rivoluzioni e anche è stato il Papa del tagliando della Chiesa in un momento nel quale, diciamo, problemi ce ne sono stati tanti. È stato anche il Papa che si è dimesso, Ratzinger. Mai nessuno avrebbe... Io ho avuto la fortuna di vedere 2 papi assieme nello stesso giorno durante il concistoro, è stata un'emozione vedere il Papa, diciamo, Ratzinger, che non era più Papa, e Papa Francesco. E poi Papa Francesco, che ha esordito fin da subito con questo suo fare, diciamo... Buonasera, aveva detto. Sì, e noi non eravamo abituati perché Ratzinger aveva uno stile molto meno da buonasera, però Francesco sicuramente ha guadagnato la simpatia e la stima di tutti noi, cioè nel senso per come si poneva, con il suo stile latinoamericano, da gesuita, studioso, con un'esperienza unica, perché frequentare le strade di Buenos Aires da arcivescovo, visto che considerato che lui non si era chiuso nel palazzo, significava conoscere i problemi della gente. Prima abbiamo ricordato come fosse il Papa degli ultimi, in effetti la visita a Venezia era cominciata dal carcere femminile della Giudecca, però volevo ricordare anche la Reina di Pace, la Reina di Verona. Al funerale che si sarà celebrato sabato ci sarà il presidente Trump, ci sarà Zelensky, ci sarà von der Leyen. Io le chiedo se ci sarà anche lei e come questo messaggio del Papa potrebbe magari aiutare che finalmente si arrivi a un cessate il fuoco in Ucraina come sulla striscia di Gaza. Ma guardi, rispetto al funerale non so nulla, perché non so neanche se è prevista la presenza dei governatori, questo non lo so dire come istituzioni. E dall'altro devo anche dire che questo Papa, se da un lato si è occupato, io lo ricordo per alcune, diciamo, per immagini. La prima immagine che mi viene in mente è Papa Francesco che prega in piazza San Pietro da solo il 27 marzo 2020 in pieno lockdown, dando un messaggio all'umanità di resistenza e di resilienza. Vedo Papa Francesco che lancia la corona d'alloro in Mediterraneo pensando agli immigrati che hanno perso la vita, che è lo stesso Papa Francesco che lava i piedi durante la Pasqua agli immigrati. Vedo Papa Francesco che si batte per la pace, e quindi penso che questi grandi della terra, da Trump in giù, che si daranno, diciamo, si incontreranno proprio durante il suo funerale, possano fare una grande cosa per onorare la sua memoria. Cioè, chiudere la guerra, chiudere le guerre. Ci sono 60 focolai di guerra nel mondo e i primi fra tutti sono l'Ucraina e il Medio Oriente, e pensare che Papa Francesco predicava la pace. Tra poco bisognerà eleggere anche il nuovo Papa e dalle indiscrezioni dei giornali sembra che il più papabile sia qualcuno che viene dalla nostra regione. Guardi, io non... Io dico il nome perché si dice sempre si entra Papa e si esce Cardinale. No, guardi, non diciamo il nome, diciamo che noi siamo onorati se ci fosse una scelta che va su un prelato della nostra regione. Devo dire che in maniera proprio ossequiosa va rispettata la libertà e non si devono fare ingerenze nell'elezione che si troveranno a fare i 138 cardinali. È un'elezione delicatissima perché eleggeranno non solo il Papa e quindi il capo della Chiesa, che è una roba, cioè, è tanta roba, ma eleggeranno comunque una figura che avrà anche un ruolo, fra virgolette, diciamo, di indicare la via, diciamo, non diciamo un ruolo politico, di indicare la via nel dialogo interconfessionale con gli altri rappresentanti delle altre confessioni religiose, ma anche rispetto ai grandi temi del nostro tempo, e pensi uno tra tutti il tema della pace, della guerra, e poi dei problemi interni all'organizzazione della Chiesa, gli scandali che ci sono stati, che comunque Papa Francesco aveva affrontato di petto e devono essere comunque ancora affrontati di petto. Grazie al Presidente Zaia del suo tempo e della sua ospitalità. Noi restituiamo la linea allo studio. Grazie dunque al Presidente, grazie Filippo. Lo diceva il Presidente Zaia, noi apriamo le prime pagine della Stampa, sono 135, le trovate in seconda pagina della Stampa, tutti i volti dei possibili candidati, dei possibili appunto eletti a Papa, sono appunto 135 gli aventi diritto al voto, ovviamente alla Cappella Sistina, e che potrebbero diventare
fare appunto Papa. Questi sono i volti, tra cui, come lo ricordava il Presidente, anche dei veneti. Ecco, mi giro a favore di camera. La Stampa è l'unico quotidiano che offre tutti i volti oggi nelle prime pagine del giornale, nel primo piano del giornale. Il Gazzettino invece apre anche con i possibili veneti che potrebbero essere chiamati proprio alla cosiddetta chiamata, la fumata bianca. Avremo modo nei telegiornali della sera di poter capire chi appunto potrebbero essere, e abbiamo quello che diceva anche il Papa in apertura della Stampa. Il titolo eloquente era Francesco. Veniva appunto definito un Papa gesuita, ma anche dall'anima assolutamente francescana, motivo per cui ha deciso di scegliere questo nome, e vedremo quale sarà la sua eredità qui nell'atto di aprire la Porta Santa. Se non ricordo male, questa era l'apertura della Porta Santa al Giubileo straordinario della Misericordia del 2015. Noi torniamo in Veneto, abbiamo le parole del patriarca Moraglia, che ha voluto ritornare sul cordoglio, sul dolore per la scomparsa di Papa Francesco. Sentiamo. Purtroppo una notizia che ci ha sorpreso, anche se era prevedibile vedendo le sofferenze del Santo Padre in queste ultime settimane. La Chiesa vive un momento che ricorda quanto sia importante la figura del pastore supremo, del Santo Padre. Ci ha lasciato un pontificato intenso, in cui ha guardato le sofferenze dell'umanità, ha cercato di mettere in guardia, come ha potuto anche la giornata di ieri, che è stato un po' il suo testamento spirituale, dal rischio della guerra, delle armi. Ha cercato di stare fino all'ultimo, come è stata una caratteristica dei suoi 12 anni di pontificato, in mezzo alla gente. È passato un'ultima volta in mezzo alla gente, l'ultima volta che ha potuto benedire questa folla in un messaggio che è unico durante l'anno, perché riguarda la diocesi di cui è vescovo, Roma, ma riguarda il mondo intero. Ecco, ricordiamo la sua immagine che passa tra la gente, è una figura ormai molto provata di una persona che era e voleva essere in mezzo alle persone che stavano in piazza, ma che in gran parte dalla sofferenza dello sguardo, degli occhi soprattutto, diceva che lui ormai apparteneva a un altro mondo. Ed è notizia di adesso il patriarca tra i concelebranti sabato a Roma delle esequie di Papa Francesco. Ci spostiamo infatti sul Corriere, grazie ad Alessandro Granzieri in regia. La morte di Papa Francesco, le prime foto le abbiamo fatte vedere anche noi prima della salma. I funerali sabato alle 10, il conclave dal 5 o il 10 maggio. E ci sono anche 4 cardinali veneti che entreranno proprio in conclave nella Cappella Sistina i prossimi giorni per eleggere il successore di Papa Francesco. Lo accennavamo prima, ma ora vediamo il servizio. Chi entra Papa esce cardinale è uno dei detti più popolari che riguardano il conclave per l'elezione del pontefice. Le porte della Cappella Sistina si chiuderanno per la prima volta fra il 5 e il 10 maggio. 135 cardinali che non abbiano superato gli 80 anni di età saranno elettori ed eleggibili al soglio pontificio per succedere a Francesco alla guida della Chiesa Cattolica. La rappresentanza veneta è di 4 persone, 2 sono veronesi. Il cardinale Claudio Gugerotti, 70 anni, oggi prefetto del Dicastero per le Chiese orientali, ha esperienze diplomatiche in Georgia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia e Ucraina. È stato anche docente alle università di Venezia e Padova. È di origini scaligere anche Monsignor Mario Zenari, 79 anni, che ha svolto servizio in Africa e presso organismi internazionali prima di essere nominato nunzio apostolico in Siria. Dalla provincia diocesi di Vicenza, esattamente da Bassano del Grappa e dall'Ordine degli Scalabriniani, arriva uno dei più giovani e di recente nomina, padre Fabio Baggio, classe 1900
1965, che è attualmente sottosegretario del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Ha conosciuto Papa Francesco durante il suo servizio pastorale in Cile, quando Bergoglio era ancora arcivescovo di Buenos Aires. Dal 2022 il Santo Padre gli ha affidato la responsabilità della sezione migranti e rifugiati e dei progetti speciali. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, arriva invece da Schiavon, da una famiglia semplice e profondamente cattolica. Il padre gestiva un negozio di ferramenta e vendeva macchine agricole. La madre era maestra elementare. A 14 anni è entrato nel seminario di Vicenza. Dopo gli studi alla Pontificia Università Gregoriana, nell'86 è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede. Si è adoperato in particolare nel lavoro diplomatico in Africa, in particolare dopo la guerra civile del Ruanda, e in Sud America, ristabilendo la collaborazione della Chiesa col governo del Venezuela. Il 31 agosto 2013 Papa Francesco lo ha nominato suo segretario di Stato, fissando l'inizio effettivo del servizio al 15 ottobre. In quei giorni però Parolin era ricoverato a Padova per un intervento chirurgico. Ha preso servizio solo nel novembre successivo, diventando per tutto il pontificato di Francesco il suo primo collaboratore. Il suo nome è tra i papabili e in caso di elezione seguirebbe le orme di Giuseppe Sarto, Papa Pio X, arrivato anche lui dalla Campania. Questi dunque i nomi e i volti. È terminata circa mezz'ora fa la prima congregazione dei cardinali, c'era anche Becciu, e poi sono state diffuse le ultime parole del Papa, che avrebbe detto: grazie per avermi riportato in piazza. E proprio in piazza San Pietro oggi alle 19:30 e poi alle 21 sul Sagrato di Santa Maria Maggiore il rosario per la morte di Papa Francesco, il rosario con il cardinale Parolin. Dunque Santa Maria Maggiore è stata poi la chiesa, sarà la chiesa dove sarà sepolto Papa Francesco, una chiesa a lui molto, molto cara. Si era recato nella sua passeggiata solitaria in Via del Corso nel 2020 e a marzo 2020 per pregare all'icona della Maria della Salute, proprio perché a lui molto cara, molto devoto a quell'icona, ma soprattutto perché Ignazio di Loyola era il fondatore dei Gesuiti, avrebbe celebrato proprio in Santa Maria Maggiore la sua prima messa, e lì Papa Francesco sarà sepolto. A lui sono stati, si devono i cambiamenti che si vedranno nella celebrazione del suo funerale. Come avete visto nelle immagini della bara esposta intanto a Santa Marta e poi verrà spostata a San Pietro, nessun catafalco per Papa Francesco, l'ha voluto lui, un cerimoniale meno sfarzoso. Si vede la mitra, si vede tra le sue mani il rosario, eccolo qui, con la veste papale in una bara chiara, come era stata quella di Papa Giovanni Paolo II. Quindi seguiremo ovviamente lo sviluppo in queste ore di ciò che verrà appunto riferito dal Vaticano sui dettagli del funerale, che ricordiamo essere fissati per sabato 26 aprile alle ore 10. E come diceva appunto il Presidente, anche Zaia, ancora non si conosce chi parteciperà. Ovviamente una grande partecipazione da tutti i capi di Stato. Intanto in una nota il Presidente del Cremlino, il capo del Cremlino Putin, fa sapere che non sarà presente ai funerali. Il motivo lo possiamo tutti immaginare. Torniamo nel Trevigiano, perché la morte di Papa Francesco vede il dolore, la preghiera poi dei fedeli trevigiani. Campane a lutto nelle diocesi di Treviso e Vittorio Veneto. Per tutta la giornata di ieri la commozione del vescovo Michele Tommasi. Vediamo. La notizia ci ha colti davvero di sorpresa. All'inizio davvero non volevo neanche crederci. Certo sapevamo delle condizioni di salute, le abbiamo visti tutti, di Papa Francesco, ma che fosse una cosa così repentina davvero non me lo aspettavo, e penso che non se lo aspettasse nessuno. Non nasconde il suo sgomento Monsignor Michele Tommasi, che nel giorno del dolore dà voce alla Chiesa trevigiana. Migliaia i fedeli che hanno saputo della morte di Papa Francesco nel corso delle celebrazioni del lunedì dell'Angelo. Tanti si sono raccolti in preghiera, anche in Duomo.
Tutte le chiese della diocesi hanno suonato le campane a lutto, a Treviso i rintocchi poco prima del mezzogiorno. Un uomo di verità, di giustizia, e in questo periodo così travagliato davvero uno dei pochi uomini davvero di pace che ha illuminato un mondo buio. Luce che Francesco ha portato anche in Veneto. Soltanto l'anno scorso 2 le visite pastorali, la prima a Venezia il 28 aprile, poi a Verona il 18 maggio. Sono stati momenti davvero di gioia, dove abbiamo sentito la sua vicinanza, la sua attenzione alle persone in carcere, ai poveri, alle profezie di pace e a questa nostra terra veneta che ha saputo accoglierlo con grande affetto. Non manca un ricordo personale, semplice ma evocativo, la visita dei cresimati trevigiani in Vaticano. Quella volta che mi ha detto di girarmi verso i cresimati che gridavano in piazza per salutare lui e me, e mi ha detto, a me un po' imbarazzato, chiamavano il mio nome, e lui ha detto: girati e salutali che ti vogliono bene. Lui aveva questo grande istinto di coprire, di scoprire il bene nelle persone. Parole ma soprattutto azioni che adesso per Monsignor Tomasi devono diventare insegnamenti. Papa Francesco ci ha insegnato fino alla fine, con la sua dedizione, con la sua fragilità e con la sua dedizione, l'abbiamo visto ancora in Piazza San Pietro proprio ieri, ci ha insegnato a sperare con ogni speranza e a credere che in Gesù Cristo risorto la vita è più forte della morte. Ecco, questo messaggio della Pasqua risuoni ancora più credibile, ancora più vivo in questo momento di tristezza. Una notizia che è arrivata nella prima mattinata di ieri per tanti che non avevano i cellulari sotto mano, una notizia che si è appresa proprio durante le celebrazioni della messa del lunedì santo. Così è stato anche in Duomo. Il parroco proprio del Duomo dice: la morte che arriva in un giorno non casuale. Possiamo pregare anche per Francesco, l'eterno riposo. Dona a lui, Signore, senza la luce del Re, riposi in pace. Preghiere, canti e lacrime. C'è incredulità tra i fedeli trevigiani in quello che doveva essere un giorno di festa. Al Duomo è Don Mario Salviato ad annunciare la morte di Francesco durante le messe del mattino. Più di qualcuno non lo sapeva, perché anch'io l'ho saputo verso le 9:30, non prima, e quindi mi stavo preparando per la messa, non potevo non dirlo all'inizio della celebrazione. E qualcuno lo sapeva, più di qualcuno però è rimasto con gli occhi sbarrati, un po' allibito e anche addolorato della notizia. Sconvolta, perché era una bellissima, bravissima persona, andava oltre ogni sogno umano, oltre ogni progetto, cioè era straordinario. Era un Papa che ha dato molto alla Chiesa, ha dato dei forti cambiamenti e speriamo che nel prossimo Papa ci sia sempre un'evoluzione migliore nella Chiesa. Mi dispiace, è un giorno triste. Quando muore il Papa è sempre un dispiacere. Questo è stato saggio e bravo. Ho acceso la candela per Papa Francesco dicendo l'eterno riposo e che il Signore raccolga nel suo regno. Una morte che arriva dopo la Santa Pasqua, una via crucis, quella di Francesco, ma in nascosta, segni che vanno letti. La risurrezione ora è per lui coinvolto in questa Pasqua del Signore. Sono date che restano sempre segno di provvidenza, come è stata per San Papa Giovanni Paolo II, la Domenica della Misericordia, la domenica che lui aveva voluto e desiderato per la Chiesa, è stata la data della sua morte. Ora per Papa Francesco il lunedì dell'Angelo, il giorno proprio del lunedì dell'Angelo, anche per lui la chiamata al cielo. E vanno lette secondo me, secondo uno sguardo anche di provvidenza, non soltanto delle date così come fossero nulla.
credo che il Signore sta effettivamente mandandoci anche dei segni da leggere in questo modo. E mentre le campane suonano a lutto, il dolore è forte fuori e dentro la chiesa. Abbiamo appena sentito le campane, ci dispiace enormemente per la mancanza del nostro grande Papa proprio nell'anno del Giubileo. Siamo affranti da dolore, ci dispiace. È una notizia che ci ha ucciso, è una grandissima perdita per tutto e per tutto quello che stava facendo per le guerre che ci sono in giro per il mondo. Siamo affranti, siamo distrutti. Abbiamo sentito il Presidente Zaia in apertura di questa nostra prima edizione. Ieri aveva fatto sapere e aveva commentato la morte di Papa Francesco, dicendo: ora i potenti della terra si ispirino a lui, intanto bandiere a mezz'asta in tutti i comuni e gli edifici pubblici della Marca. L'invito anche del Presidente ANCI Mario Conte a esporre le bandiere a mezz'asta davanti agli uffici pubblici di tutta la regione, di tutti i comuni in segno di lutto. È una causa molto importante e sono venuto su subito. Fausto Tempestin è uno dei tanti operai comunali che nella Marca hanno avuto il compito di issare le bandiere a mezz'asta, così a Ponte di Piave, dove il lutto ha interessato tutta la piazza, compreso il tricolore che ormai ne è simbolo, con lui la sindaca Paola Roma. Papa Francesco era una figura di riferimento non solo dal punto di vista del rispetto che lui ha avuto per la vita, per la pace, ma soprattutto per le persone più deboli e le persone con fragilità, quindi davvero anche la nostra comunità si stringe in questo grande abbraccio per dire un grande grazie a questo grande Papa. Copione analogo in tutti gli edifici comunali e pubblici trevigiani, come chiesto dalla prefettura, ma è un'adesione tutt'altro che formale. Il sindaco di Treviso Mario Conte ricorda un breve dialogo avuto con Francesco. Un punto di riferimento per tutta la comunità che ho avuto anche l'onore di conoscere, incontrare, e al quale avevo rivolto anche la preghiera di ricordare nelle sue di preghiere la comunità trevigiana. Uomo di pace, francescano, quindi insomma una persona che metteva al centro le persone. Il pontefice del popolo e della pace, non ti dimenticheremo, il messaggio del presidente della provincia e sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, mentre di un esempio luminoso di dedizione e speranza parla il segretario del Partito Democratico Veneto Andrea Martella, instancabile testimone di misericordia, dialogo e giustizia, le parole usate invece da Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Il presidente Luca Zaia, che lo aveva accolto l'anno scorso sia a Venezia che a Verona, ricorda Francesco soprattutto come uomo di pace. Spero che tutti quelli che i grandi del mondo in questo momento mandano messaggi di cordoglio per la morte del Papa, per la scomparsa di Papa Francesco, sappiano che l'unico modo per onorare la sua figura e tutto quello che è stato è quello di lavorare per la pace. È stato il Papa degli ultimi, è stato il Papa che ha dato voce a chi voce non ha, è stato il Papa che amava dire che la Chiesa Cattolica è come un ospedale da campo che non lascia mai fuori nessuno, non chiude mai le porte a nessuno. Io personalmente lo ricordo con grande affetto perché è stato una persona molto alla mano, molto semplice, pronta alla battuta, ma sicuramente acuto nei ragionamenti, non lo dimenticheremo mai. Insomma, questi commenti istituzionali, le reazioni, adesso invece però lo ricorderete bene, l'abbiamo seguito anche nelle nostre lunghe dirette in quei giorni. Proprio un anno fa il Papa arrivava prima a Venezia e poi a Verona allo scambio con il nostro Lorenzo Maier. Sentiamo. Sentite per favore. Come sta? Posso chiedere l'abbraccio di Venezia? Come l'ha trovato? Un po' fresca. E questa visita in carcere? Il carcere sempre è una preferenza per me. Sa che tutta Venezia prega per lei? Benissimo. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io.
In quelle parole, al microfono di Lorenzo Maier, c'era tutto Papa Francesco. Il suo essere fuori dagli schemi, capace di infrangere il protocollo, di stare accanto alle persone, di fermarsi a chiacchierare, che gli interlocutori fossero personalità pubbliche, giornalisti o gente comune. E quel sorriso, quelle battute, soprattutto davanti ai giovani. Sta diventando un po' lunga questa, no? Vi siete annoiati? Ah, siete educati, va bene. 12 anni di pontificato intenso, intensissimo, spesso controcorrente per Jorge Maria Bergoglio, il Papa venuto dal Sud America. 12 anni nei quali non sono mancati attacchi anche da una parte del mondo cattolico per quel suo essere innovativo nei pensieri e nei modi, ma sempre amato dalla gente. La gente festante che in Veneto lo accolse in un 2024 magico, prima a Venezia il 28 aprile, poi a Verona il 18 maggio. In entrambi i casi fondamentali prima di tutto le visite nei luoghi del dolore, le carceri. Il momento toccante alla Giudecca. Non dimentichiamo che tutti abbiamo errori dai quali farci perdonare e ferite da curare, io anche. Ti auguro tanta salute per il bene che si è portato oggi. Le ringrazio di cuore Papa Francesco. E quello altrettanto sentito tra i detenuti del carcere di Montorio Veronese, di fronte alle canzoni cantate da chi vive ogni giorno dentro una cella. Poi loro, i bambini e i giovani, con i quali Francesco aveva il rapporto più bello. Ci siamo preparati, abbiamo preparato questi libretti scritti a mano e ne abbiamo preparato uno bellissimo per vendere al Papa. E cosa c'è scritto? Libretto dei vostri sogni. E qual è un sogno? Un sogno è un tuo desiderio. Ah, ok. Ha anche dato un soldino, è vero? Sì, però non ci ha dato proprio un soldino, le avevamo detto che costa €1, però lui ce ne ha dati 5. A Venezia il messaggio per i ragazzi: alzati e vai, tendere una mano per rialzare chi è caduto. E un appello chiaro. Lascia il cellulare e incontra le persone. Il cellulare è molto utile per comunicarsi, è utile, ma state attenti quando il cellulare ti impedisce di incontrare le persone. A Verona invece l'incontro con i bimbi a San Zeno. Sentite una cosa, non avere paura di andare controcorrente se voi volete fare una cosa buona. Avete capito? Sì. E dobbiamo avere paura di andare controcorrente? No. Ah, siete bravi, eh? Grazie cari, grazie. I grandi temi del mondo sempre nella sua agenda. Il pontefice che fece dell'ambiente il centro focale di un'enciclica, la Laudato Si. Il Papa più green della storia della Santa Sede lanciava il monito da Piazza San Marco. I cambiamenti climatici che hanno un impatto sulle acque della laguna e sul territorio, la fragilità delle costruzioni dei beni culturali, ma anche quella delle persone. A Verona invece, tra l'arena e la folla immensa del Bentegodi, il momento di ricordare che la pace è il bene più grande, come in quell'abbraccio ai due testimoni, un israeliano e un palestinese, colpiti dalla guerra che aveva loro tolto i propri cari. Migliaia di persone, momenti di commozione collettiva, ma Francesco poteva essere anche il Papa della sorpresa che non ti aspetti e lontano dai riflettori. Più di una telefonata, anche in Veneto, direttamente dalla Santa Sede, a protagonisti di storie che aveva appreso sui giornali o in televisione, come quella al cappellano dell'ospedale Covid di Schiavonia, Don Marco Galante. Un Papa di tutti e con tutti, come ricordavano i ragazzi di Venezia e di Verona, in quelle giornate impossibili da dimenticare. Ma non mi interessa da quest'oggi in poi, ogni mio respiro sarà per voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Amen.
E com'era la cosa? Grazie, grazie. Il testo che le viene posto. Questo dunque Papa Francesco esattamente un anno fa che aveva visitato il Veneto, Venezia e Verona. L'avevamo annunciato prima, lo abbiamo visto anche nel servizio realizzato da Christian Arboit, il presidente ANCI Mario Conte, che ha chiesto a tutti i comuni di esporre bandiere a mezz'asta in segno di lutto. È con Mario Conte la nostra Marta Marangon, anche perché per Treviso oggi è una giornata importante in termini di lavori pubblici, ma ci racconta tutto Marta insieme al sindaco. Marta, buongiorno. Sì, buongiorno Edi, buongiorno a te i telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo a Treviso in Viale Luzzati nel tratto finale, quello che si immette sul PUT con l'aiuto e la collaborazione tecnica di Tommaso Migot. Vi facciamo vedere perché qui questa mattina sono partiti i cantieri per la realizzazione di un tratto di rete fognaria ed acquedottistica anche nell'ambito di un progetto molto vasto del quale vi abbiamo più volte parlato nei giorni scorsi, di allacciamento di gran parte della città di Treviso alla rete fognaria. Uno dei problemi più grossi di questa città, visto che fino a non molto tempo fa, lo ricordiamo, solo il 20% dei trevigiani erano allacciati alla rete fognaria. Gli interventi dunque procedono spediti. In questa fase il cantiere si concentra nella parte ovest della città, quindi via i lavori questa mattina in Viale Luzzati e poco più avanti anche in via San Liberale, per capirci nell'area limitrofa alla vecchia provincia. Qui con me il sindaco di Treviso Mario Conte. Un intervento questo importante, sindaco, anche perché effettivamente su un'arteria molto trafficata della città di Treviso, di grande passaggio. Sì, questo è un intervento anche relativamente piccolo, nel senso che durerà 3-4 giorni, nel senso che l'obiettivo è quello di finire per giovedì, condizioni meteorologiche permettendo, al massimo venerdì, ma questo di fatto è un collegamento tra la rete fognaria esistente che arriva fino a questo punto e ci consentirà anche di superare il PUT, dove in realtà nelle settimane scorse abbiamo realizzato la rete fognaria che si sviluppa anche in centro storico. Quindi un piccolo intervento ma molto importante, perché collega questo quadrante con la parte del centro che quindi è collegata al depuratore. Ricordo con orgoglio che siamo arrivati circa al 60% di cittadini allacciati alla rete fognaria. Ad oggi, quindi in 7 anni di mandato, abbiamo sviluppato più di 40 chilometri di condotte fognarie e acquedottistiche, fognarie per questioni di civiltà e anche ambientali, acquedottistica che ci consente di abbattere anche la dispersione idraulica. Quindi sono interventi importanti, ingombranti, che portano con sé anche dei disagi, però se ben coordinati come abbiamo fatto in questo caso, quindi attendendo l'indomani delle feste e delle festività pasquali, anche ben accolte dai nostri cittadini. Ecco sindaco, lei più volte ha definito questo intervento di realizzazione della rete fognaria ed acquedottistica un intervento coraggioso che finora non era mai stato affrontato nella storia di Treviso e costituiva di fatto un elemento di grande criticità della città, perché poi alla fine gran parte delle utenze non erano appunto allacciate alla fognatura e tutto finiva nel Sile. Sì, ci vuole coraggio di prendere anche qualche parola, perché ovviamente quando tu chiudi le strade, crei delle deviazioni, comunque sono lavori invasivi perché devi scavare in profondità, quindi con mezzi che possono anche disturbare chi lavora, chi riposa. Ovviamente il disagio è tanto, però se ben spiegato e soprattutto se abbiamo la forza di vedere oltre il disagio del cantiere, vediamo una città più servita e meno inquinata, e credo che questo sia un elemento di grande forza. Ricordo anche a tutti che una volta ultimate le posa delle tubazioni
dopo circa 8-10 mesi vengono anche completamente rifatti i manti stradali. Quindi lo dico a tutti quei cittadini che magari mi segnalano dei rattoppi che comunque sono ancora imperfetti, nel senso che sono rattoppi provvisori, perché bisogna aspettare il tempo tecnico di assestamento del terreno. Dopo circa 10 mesi verrà rifatto completamente anche il manto di finitura in modo impeccabile. Quindi io sono contento, anche perché stiamo sviluppando la rete fognaria anche in centro storico, e quindi possiamo dire addio a quell'odore di fognatura che caratterizzava il centro storico, soprattutto nelle giornate più calde o di bassa pressione, perché finalmente anche la nostra città sarà allacciata e collegata con il depuratore. Ricordo che l'obiettivo da qui a fine mandato è arrivare all'80% di cittadini allacciati alla rete fognaria, quindi numeri impressionanti sia da un punto di vista dei cantieri che da un punto di vista dei benefici ambientali e civili, perché finalmente non avremo più né le autobotti né quell'odore, né soprattutto gli scarichi nei canali che inquinano, creano puzza e soprattutto non rendono una nostra città civile ed accogliente. Ecco, quando pensate di ultimare tutta questa fase, diciamo, di lavori che interessano la città? Possiamo dare qualche data, diciamo, Sindaco? Abbiamo fatto la conferenza stampa l'altro giorno, diciamo che una grossa fetta dei lavori che sono oggi in corso verranno ultimati proprio nel 2025, anche con le asfaltature definitive. Poi però il processo di sviluppo della rete fognaria che interessa i quartieri così come il centro storico non si fermerà. Andremo avanti con altri interventi programmati. È altrettanto vero che, consapevoli dei disagi e soprattutto che questi interventi sottraggono anche parcheggi, soprattutto in centro storico, cercheremo di trovare un punto di equilibrio tra quelle che sono le esigenze di vivibilità di una città e le esigenze di sviluppo di una rete fognaria. Devo dire però che arrivare già oggi al 60% e fra 3 anni all'80% significa aver fatto davvero qualcosa di straordinario, quindi oggi possiamo permetterci anche il lusso di rallentare un pochino. Grazie allora al sindaco di Treviso Mario Conte. Naturalmente questi sono lavori che richiedono anche degli investimenti importanti da parte dell'amministrazione comunale, da parte di ATS, e su questo tema abbiamo sentito il presidente di ATS Fabio Vettori. Vi lascio quindi all'intervista, poi la linea torna allo studio. Come vedete da questo tabellone, la società ATS ha investito circa 16,8 milioni di euro nel comune di Treviso per 15 km di rete acquedottistica e rete fognaria e 13.000 abitanti equivalenti allacciati. In sintesi, i 2 lavori principali che abbiamo fatto nel comune di Treviso è il quartiere San Liberale, dove l'investimento di circa 4 milioni di euro per 2.000 abitanti equivalenti allacciati, 6 km di rete. E poi anche la città Giardino, altro importante intervento fra questi, che è di 3 milioni e 200 mila euro circa per 3.750 abitanti equivalenti allacciati, anche qui circa 6 km di rete. Io approfitto per ringraziare naturalmente l'amministrazione comunale di Treviso, il sindaco, gli assessori e tutti i consiglieri per la collaborazione fattiva, perché lavori di questo tipo naturalmente vanno fatti in sinergia col comune. Ringrazio anche tutto lo staff di ATS, a partire dal direttore Pierpaolo Florian, ai dirigenti e agli stessi operai che lavorano in strada, e ringrazio anche i cittadini, perché in questo periodo hanno inevitabilmente dovuto sopportare qualche disagio che lavori di questo tipo purtroppo si creano. Cercheremo di attenuare il più possibile questi disagi, cercando di chiudere questi lavori come più o meno sono previsti all'80% entro la fine di quest'anno. La tariffa praticamente progressivamente sta aumentando del circa il 5% in questi 3 anni. Oggi siamo intorno ai 2,85 euro a metro cubo, arriveremo a circa sotto i 3 euro a metro cubo, però teniamo conto che tutti questi piccoli aumenti servono per fare investimenti, e se li raffrontiamo peraltro una tariffa del nord Europa che sono più del doppio, diciamo che insomma la nostra tariffa è ancora molto accettabile. Insomma, abbiamo sentito i lavori in corso. Ringraziamo anche il sindaco Conte che abbiamo intercettato in questo momento per numerosi impegni che ha. Noi torniamo ad aprire l'ampia pagina dedicata al Papa, con noi la nostra Valentina Visentin davanti alla Basilica del Santo, perché sono tanti i pellegrini che si stanno recando proprio in quel luogo per pregare per il Papa, rendergli omaggio. Valentina, buongiorno.
Sì, buongiorno. Questo luogo così caro ai fedeli di tutto il mondo, non solo ai padovani, la Basilica di Sant'Antonio, ha già esposto all'interno, vicino all'altare, la foto di Papa Francesco, e qui sono tantissimi davvero i pellegrini e i fedeli che questa mattina abbiamo incontrato e intercettato, venuti qui a pregare per il Papa, un Papa davvero ben voluto, che tutti ora piangono, il sentimento davvero di tristezza che abbiamo raccolto, ma anche di gioia per averlo avuto, per averlo conosciuto. Questo è un po' quello che viene espresso anche dai frati della Basilica di Sant'Antonio, che attraverso il rettore padre Antonio Ramina hanno lasciato un messaggio ieri dopo la notizia della morte di Papa Francesco. Siamo profondamente addolorati, desideriamo ringraziare il Signore della vita per avercelo donato, per il suo esempio fedele fino alla fine. È stato per noi un padre attento e premuroso che ci ha sostenuti nel nostro amore per Dio e nel servizio ai fratelli e alle sorelle, in particolare alle persone povere e agli ultimi della terra. Preghiamo per lui nella certezza che ora ci farà compagnia dal cielo e ci indicherà ancora le strade per vivere il Vangelo. Queste le parole del rettore della Basilica di Sant'Antonio, padre Antonio Ramina. Tra le altre cose il delegato pontificio della Basilica di Sant'Antonio, Monsignor Diego Ravelli, il giorno di Pasqua era accanto al Santo Padre ed è stato proprio lui a leggere il messaggio e le parole di Papa Francesco nell'ultima benedizione del pontefice ai fedeli. Ma sono tante le attestazioni, i ricordi di Papa Francesco che arrivano dalla città di Padova. C'è anche quello di Don Dante Carraro, il direttore dei Medici con l'Africa QAM, che con Papa Francesco aveva un rapporto davvero speciale. Nel 2016 oltre 9.000 volontari e medici del QAM erano stati ricevuti dal pontefice in un'udienza speciale nell'aula Nervi, e in quell'occasione Papa Francesco aveva ricordato come il QAM fosse il vero esempio della Chiesa, la Chiesa che deve essere ospedale da campo e non una clinica di lusso, aveva detto in quell'occasione. E Papa Francesco poi nel 2022 aveva lasciato l'aula Nervi per l'annual meeting del QAM e aveva dato ancora una volta un messaggio di ammirazione per il lavoro dei medici con l'Africa. Ma dicevamo, tanti fedeli che questa mattina sono venuti qui per una preghiera. Ieri a Padova le campane hanno suonato a lutto nel momento in cui è arrivata la notizia della morte del pontefice. Noi vi facciamo sentire, restituiamo la linea allo studio con le voci raccolte questa mattina qui sul sagrato della Basilica del Santo e il ricordo dei fedeli di Papa Francesco. Gesù non l'abbiamo conosciuto, ma è una persona che ce lo ricorda, e quindi secondo me non tutti i papi forse sono stati così umani, così dal buonasera, no? Così vicini alla gente comune, no? E quindi secondo me abbiamo bisogno di persone semplici come i bambini, che arrivano a toccare i cuori delle persone meno semplici, ecco, che siamo poi noi alla fine. Mi era tanto simpatico questo Papa, che effettivamente a me è molto dispiaciuto, un Papa molto vicino alla gente, per cui effettivamente mi è tanto dispiaciuto. Qual è l'insegnamento che ha dato Papa Francesco, anche nel suo ultimo messaggio, quello di Pasqua? Sicuramente, come sempre, un'apertura a tutto il mondo, soprattutto ai più deboli, insomma un messaggio di speranza, di unità per tutto il mondo, in questo mondo un po' colpito dalle guerre, dalla violenza. In un mondo di pazzi così, secondo me era l'esempio da seguire. Questo momento serve proprio uno come il Papa. Papa Francesco è stato un Papa veramente unico, bravo. Grazie. Papa Francesco, grazie. Il Papa del popolo, il Papa della gente, il Papa dei bambini, il Papa della socievole, era un uomo qualunque. E in mezzo alla gente è stato tanto amato da tutti i popoli. Non ha mai avuto paura di mostrare anche la sua sofferenza. La sua sofferenza è stata fino all'ultimo giorno in mezzo alla gente. Sono veramente dispiaciuto, veramente. Diremo senz'altro una preghiera. Si è speso fino all'ultimo, anche con il messaggio di Pasqua. Sì, è così fino alla fine. È stato generoso, la carità che lui ha sempre dimostrato di avere fino alla fine, veramente un Papa, un grande Papa. Il suo insegnamento, il suo insegnamento sulla pace, penso che ci resterà
ci resterà dentro e mi spiace perché in questo momento secondo me avevamo bisogno di una persona come lui. Papa Francesco ha sempre chiesto pregate per me, oggi proprio una preghiera sarà dedicata a lui. Certo, oggi sì, sicuramente oggi una preghiera sarà dedicata a lui e ci pensavo questa mattina a quando chiedeva sempre una preghiera per lui, sì. Sì. Un grande Papa è stato, di cuore, bellissimo, bello, lo portiamo nel cuore. Siamo venuti qua apposta per ringraziare Papa Francesco per tutto quello che ha fatto per tutti noi italiani, un Papa buono, che è umile e che dava tanta serenità. Una preghiera nel senso che riesca a continuare il suo cammino attraverso i doni che può dare a chi lo invoca con cuore sincero, credo. Qual è il messaggio più importante che ci ha lasciato Papa Francesco? Ma forse la sua ricerca di una Chiesa portata a dimensione d'uomo, che forse è una dimensione la Chiesa aveva un po' nel tempo smarrito. E sentiamo ora le parole del Vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla. La comunicazione della morte di Papa Francesco e la sua situazione di salute lasciava presagire che i tempi a sua disposizione non erano così lunghi e siamo comunque stati colti da sorpresa e anche molto colpiti. Si è creato subito attorno a me, attorno a tutti noi un momento di silenzio, di turbamento, di sconvolgimento, perché comunque la figura di Papa Francesco era diventata una figura familiare, direi paterna, nei confronti di tutti. E di tutti all'interno della Chiesa, ma anche direi di tutti all'esterno della Chiesa, anche nel mondo intero. La sua figura è stata di grande carisma, grande capacità di schierarsi a favore dei poveri, a favore delle persone deboli, di quelli che hanno sbagliato. E contemporaneamente Papa Francesco è riuscito anche a coinvolgere tanti altri dentro questi suoi sentimenti. La sua morte è una morte che riguarda certamente la persona di Papa Francesco, ma riguarda anche il venir meno di un ministero che è segno di comunione all'interno della Chiesa, di unità di tutte le Chiese. Quando si è presentato come Vescovo di Roma e in quanto Vescovo di Roma governa e presiede la carità di tutte le Chiese, ma ha saputo allargare la sua riflessione, la sua attenzione a tutti, anche ad appartenenti ad altre religioni, anche a chi era lontano dalla fede, a chi ha sbagliato, e questo credo che sia stato proprio il suo messaggio più significativo, più importante. La presenza di una Chiesa che si fa sorella, si fa sapersi accogliente, disponibile, che non emana sentenze e giudizi, ma che porta la misericordia di Dio a tutti coloro che vengono feriti dalla vita. Noi ci uniamo anche come Chiesa. La Chiesa nostra di Padova è molto legata a Papa Francesco, e io anche personalmente, anche perché mi ha nominato lui Vescovo di Padova e quindi sono debitore nei suoi confronti di tanta fiducia che ha avuto nei miei confronti e anche di tanta familiarità con la quale mi ha sempre trattato, accolto e incoraggiato. Ecco, la morte di un personaggio grande per il mondo, di una figura che ha saputo mandare segnali forti e senza essere attento a se stesso e ad eventuali giudizi che potessero venire dalla stampa. Anche il suo modo di interloquire, spoglio da atteggiamenti di sicurezza o di burocrazia, lo ha reso veramente familiare. È scomparso un nostro riferimento familiare, affettuoso, paterno, per il quale tutti ci potevamo rallegrare, anche appunto chi si sentiva lontano dalla stessa fede. Per questo l'invito ad unirci insieme per pregare per lui e per accompagnarlo a celebrare ciò di cui lui ci ha sempre parlato, la speranza,
proprio nel giorno del lunedì dell'Angelo, subito dopo la Pasqua, questa notizia viene come inserita automaticamente dentro la nostra fede, il mistero della risurrezione di Gesù. E siamo certi che Lui se ne saprà dare testimonianza anche in questo momento della sua morte e dell'attesa che venga così individuato un altro che continuerà il suo ministero. Certamente ci sarà un altro, ma la sua persona comunque era unica. Così Monsignor Cipolla, e sarà dedicata un'ampia pagina alla morte di Papa Francesco questa sera durante la puntata di Ring condotta dal nostro Nicola Zanetti all'eredità del suo pontificato, però oltre a quest'ampia pagina anche il tema della sanità, con lo scontro governo-regioni sulle liste d'attesa, la possibilità di inviare dei commissari straordinari per gestire l'emergenza smaltimento. Zaia ha contrattaccato parlando di ricorso fino alla Corte Costituzionale contro queste ipotesi, ma il ministro Schillaci per ora tira dritto, e quindi vi chiediamo la domanda, la vedete in sovraimpressione: serve un commissario per la sanità veneta, sì o no? I numeri che vedete in sovraimpressione, ricorderemo il sondaggio anche in chiusura della nostra prima edizione. Intanto pochi minuti di pubblicità e ci vediamo tra poco. Qua, bentornati, torniamo in diretta. Noi prima di continuare con una pagina dedicata al Papa vi faremo sentire le parole di Gino Cecchettin e anche della madre di Sammy Basso, che oggi erano a Bassano, sono stati intercettati dalla nostra Chiara Gaiani. Ve lo facciamo sentire subito dopo però l'intervento della mia ospite, che saluto e ringrazio, Dania Sartorato, presidente della FIPE Confcommercio di Treviso. Buongiorno, grazie per essere qui. Buongiorno, grazie a tutti voi. E insomma un buon dopo Pasqua, perché proprio parliamo delle giornate di Pasqua, di questo primo weekend festivo, dopo delle settimane in cui mancavano effettivamente dei ponti festivi. Cominciano a susseguirsi adesso tutti insieme: il ponte della Pasqua, quello del 25 aprile, 1 maggio e poi successivamente il 2 giugno. Siamo qui insieme con Dania Sartorato, presidente, ricordo, di FIPE Confcommercio Treviso, proprio per fare un po' il punto della situazione. Come è andato questo primo weekend festivo, dal tempo, dal meteo forse un po' incerto, e che previsioni si fanno su questa prima tranche turistica prima delle vacanze estive? Sì, diciamo che Pasqua Alta ha favorito l'ottimismo dei ristoratori trevigiani, nonostante le condizioni meteo non particolarmente favorevoli. Sono dati comunque positivi quelli che arrivano dal nostro osservatorio del centro studi FIPE Confcommercio sull'affluenza. Nella provincia di Treviso stiamo raccogliendo proprio in queste ore, è stato stimato un fatturato nel settore della ristorazione di 30 milioni di euro nell'intero territorio della provincia di Treviso, con ristoranti aperti per il 90% del totale, quindi una buona apertura dei locali, in leggero aumento rispetto allo scorso anno. Con però un quadro, diciamo, di contesto per il 2025 che non è mostra una moderata crescita, non è senza particolari accentuazioni, diciamo in coerenza con un quadro di contesto che non favorisce un ottimismo generalizzato. Questo è bene dirlo, perché lo ricordiamo, comunque viviamo in un contesto diciamo internazionale, con un conflitto a 1000 chilometri, diciamo, da casa nostra, dove ci sono state nel corso di questi anni di conflitto 300.000 vittime, ma naturalmente anche su tutto questo pesa l'incertezza per i dazi, che sappiamo essere insomma dazi commerciali, una scure sul commercio, e quindi questo potrebbe generare delle oscillazioni, se non altro, rispetto al trend solito sui consumi. Rispetto al 2024 quindi vediamo un calo?
Allora, dipende. La ristorazione mostra una segnali di moderata crescita, per cui sebbene i consumi rimangano inferiori rispetto al 2019, ovvero sia 4 anni, non sono ancora bastati a colmare la fossa procurata dal Covid. Tuttavia ci sono segnali positivi perché l'occupazione cresce, la ristorazione è un settore in cui l'occupazione cresce, si sta assumendo di più, in tutta Italia il comparto occupa 1.300.000 addetti. Le donne rappresentano il 51% dei nostri, diciamo, collaboratori, quindi è un settore che assume anche tante donne e questo è importante come opportunità di crescita e di sviluppo per la categoria. Però ecco, c'è anche buona attesa per i ponti, questo di Pasqua è comunque andato bene, anche se diciamo, il meteo appunto non è stato dei più favorevoli, ma c'è stata un buon fatturato. Il 50% dei ristoratori ha dichiarato di aver avuto una Pasqua buona, Pasqua e Pasquetta, in linea con l'anno precedente. Il 40% ha avuto un leggero aumento. Solo il 10% ha segnalato un calo. Ecco. Facciamo vedere da Treviso Today, intanto è un'agenzia che è stata battuta pochi minuti fa a Pasqua, 300.000 lavoratori in servizio, le congratulazioni ovviamente e i ringraziamenti del Presidente Zaia, perché abbiamo visto, forse anche in virtù di questo tempo un po' incerto, un meteo incerto che veniva previsto, tanti si sono appunto diretti verso la ristorazione, quindi anziché magari una Pasqua più casereccia per chi ha case piccole immagino, o chi appunto può permetterselo con la famiglia, sono usciti al ristorante e i dati lo stanno confermando nel trevigiano immagino. Assolutamente sì, il pranzo in famiglia mantiene la propria funzione sociale e anche in queste occasioni si riscopre come la ristorazione rappresenti un ruolo determinante nel contesto familiare e sociale. Questo sicuramente è un ruolo che è stato riconfermato anche dai dati di questa Pasqua. Quindi abbiamo una Pasqua andata bene a Treviso a livello della ristorazione, a livello invece del commercio sono stati tanti i turisti che sono arrivati in città in questo weekend. E diciamo che gli alberghi comunque, pur avendo evidenziato un calo nell'immediato approssimarsi del ponte pasquale, in realtà i last minute hanno coperto abbondantemente e quindi c'è stata poi una ripresa e quindi possiamo dire che anche questo ponte pasquale da un punto di vista del settore alberghiero abbia registrato, se non un tutto esaurito ovunque, comunque un buon andamento delle presenze. Tanti sia residenti che turisti, equamente distribuiti fra italiani e stranieri, quindi anche una buona presenza rimane un segnale positivo degli stranieri in Italia, perché in realtà ogni volta che uno straniero viene in Italia è come se facessimo export. Certo. E questo è un dato significativo, soprattutto appunto in ragione anche di questa ipotesi dei dazi commerciali che potrebbero andare ad interferire. Era proprio lì che volevo arrivare, infatti, anche per i prossimi ponti e per le vacanze estive. Si vedono già dei rallentamenti, ci sono dei rallentamenti, stanno scoraggiando questi dazi le partenze dagli stati esteri e viceversa anche magari? Sì. Avete qualche dato, c'è qualche movimento? Sì, qui come Confcommercio diciamo, i nostri dati evidenziano un'incertezza diffusa che non aiuta in senso così generale l'andamento dei consumi, che rimangono ancora un po' sotto la media. Nella ristorazione abbiamo detto abbiamo un calo dei consumi del 6%, ma abbiamo una buona crescita dell'occupazione. Nel commercio invece il consumo riflette direttamente sul numero dei piccoli negozi di prossimità che possono soffrire più di altri, e va ricordato che le microimprese invece sono il tessuto sociale del nostro territorio, certo. Perciò vanno assolutamente tutelate e tante sono
sono le iniziative che si sta cercando di portare avanti per la sensibilizzazione del ruolo sociale che i nostri piccoli negozi di prossimità hanno per la tenuta e anche per la sicurezza dei nostri centri storici e delle nostre periferie in tutta la provincia. Riusciamo a fare qualche esempio di queste iniziative, anche perché immagino che l'ipotesi appunto di Dazzi possa anche in qualche modo avere un riscontro positivo proprio sulla riscoperta dei negozi di prossimità, magari l'abbandono dell'online, dell'acquisto online proprio in virtù dell'aumento ipotetico, ovviamente si parla sempre di prezzi, e quindi anche magari una riscoperta maggiore delle nostre città e delle piccole botteghe. Questo è sicuramente uno degli elementi centrali, perché il timore verso l'incognita dell'acquisto appunto online o comunque dell'incidenza sul prezzo di acquisto dell'eventuale dazio, perché parliamo sempre di ipotesi al momento, non potrebbe favorire i consumi locali. Questo è un elemento che darebbe un impulso importante nella nostra economia, e in effetti per questo le attese sui prossimi anche per questo le attese per i prossimi ponti sono comunque buone. Ecco, c'è attesa per l'andamento dei prossimi ponti, per lo shopping, per l'avvio anche di una stagione primaverile estive che finora abbiamo avuto un po' a singhiozzo, per cui questo inciderà anche nel nostro guardaroba, anche nella nostra voglia di comprare qualche cosa di nuovo, di adeguato al clima, e questo è sicuramente un elemento che favorirà anche i consumi interni di prodotti locali, che non saranno soggetti ad eventuali incrementi dovuti appunto a eventuali scelte su dazi commerciali che potrebbero arrivare oltreoceano, e comunque Trump e comunque l'economia americana dovrà fare i conti necessariamente con la crisi del capitalismo americano, per cui anche su questo se ne vedranno probabilmente delle belle, perché se ci saranno dei rallentamenti da un certo punto di vista potrebbero poi esserci anche dei andamenti dei listini che potrebbero anche favorire degli acquisti laddove magari non si sarebbe pensato in un clima di libero scambio delle merci. Assolutamente. Abbiamo già una previsione più o meno, non dico numerica, però insomma che flussi si attendono anche dall'estero proprio per questi ponti, e non solo dall'estero, perché sappiamo che appunto anche con le nuove mostre d'arte che ci sono a Treviso stanno richiamando tantissimi turisti anche non solo dentro la nostra regione ma anche fuori. Sicuramente sì, le mostre sono uno degli elementi che attraggono maggiormente il turista nei nostri centri, e su questo c'è un'importante mostra, lo sappiamo anche di Boutique Goldin, che affronteremo nella seconda parte dell'anno, però anche in questo momento, proprio in queste settimane, sono state inaugurate delle bellissime mostre in centro a Treviso, in tanti sono i musei, anche nell'Opitergino, ma anche di tutta l'area del Vittoriese, ha una serie di opportunità anche di mostre minori o comunque musei più piccoli, però molto più accessibili, anche con un turismo slow, lento, per gli amanti di biciclette, per gli amanti dei mezzi ecologici, per i cicloturisti, per gli amanti delle passeggiate fuori casa. E che il nostro territorio si presta molto a tutto questo. È uno degli elementi che caratterizzano il nostro territorio. Bene sono andate le colline, non solo del Prosecco ma anche tutta l'area del Montello, buona appunto anche l'Opitergino Mottense, la zona di Castelfranco Veneto con il tema del Giorgione e insomma l'esposizione della pala. Ecco, sono sicuramente, l'arte è uno degli elementi che caratterizzano il nostro territorio e che invitano i turisti sia stranieri che italiani al nostro territorio. E in effetti, poi riagganciandomi alla ristorazione, tra le 10 cose che maggiormente piacciono ai turisti che abbiamo intervistato, al primo posto ci sono i nostri ristoranti, per cui si viene prima ancora che per le spiagge, per le città e per le bellezze, si viene per il buon cibo e per la nostra buona tavola, e al quinto posto addirittura troviamo i bar, che per gli stranieri sono comunque un ottimo punto di riferimento, perché è un format che non esiste in tutto il mondo. Esatto, quindi insomma delle prospettive positive anche per le prossime settimane. Buone le attese, sì. Per i ponti abbiamo delle buone attese.
Grazie dunque a Dania Sartorato, presidente FIP e Confcommercio Treviso, per aver fatto il bilancio di questa Pasqua e Pasquetta e un po' anche il aver insieme raccontato un po' quali sono le attese per questi prossimi ponti. Grazie per essere stata con noi. Chiedo invece alla regia Simone Merlo e Alessandro Granziera, che ringrazio, se possiamo andare in pubblicità e dopo torniamo con un approfondimento e qualche commento ancora sulla morte di Papa Francesco. A tra poco. Eccoci tornati in diretta, prima edizione insieme ancora fino alle 13:30, l'avevamo anticipato poco prima della pubblicità, torniamo ancora sulla morte del Papa, lo facciamo attraverso i commenti e le reazioni di due persone importanti che si sono distinte in questi ultimi anni nella cronaca purtroppo regionale. Parliamo di Gino Cecchettin e parliamo della mamma di Sammy Basso, vediamo. Lei a novembre dello scorso anno ha ricevuto una telefonata da Papa Francesco. Il Papa è morto, che ricordo ha di quel momento? Beh, ci ho pensato proprio ieri quando Davide mi ha dato la notizia della morte del Papa. Sono stati pochi secondi ma molto intensi, è come aver ricevuto l'abbraccio da tutta la comunità che lui rappresentava. E in un qualche senso ho anche percepito un grido di aiuto della serie aiutatemi ad aiutarvi, ecco, questo però chiaramente è stato un momento molto intenso. Che si porterà, immagino, nel cuore tra le tanti momenti che ha vissuto di affetto in questo periodo così doloroso. Beh sì, sicuramente sono quegli eventi della vita che ti portano a fare riflettere e cercare di capire come poter in qualche modo dare un contributo. Laura Lucchin è la mamma di Sammy Basso. In realtà la prima a parlare con Papa Francesco è stata proprio lei. Sì, perché ha telefonato pochi minuti prima di mezzogiorno e lui era a scuola. E io risposi al telefono e dall'altro capo mi ha detto ciao Sammy e io ho detto no, guardi, io sono la mamma di Sammy. E molto serenamente lui mi ha detto oh mi scusi signore, io sono Papa Francesco. Da lì in poi io non sono più riuscita a spiaccicare parola, gliel'ho detto anche più di qualche volta, mi scusi ma io non so che cosa dirle. E lui molto serenamente mi ha detto che aveva piacere di parlare con Sammy, che aveva ricevuto una sua lettera e voleva un po' così condividere con lui qualche parola. E io gli ho detto guardi è a scuola? Allora lui mi fa ma quando è che lo potrei trovare? Io ci penso un attimo e dico verso le 2 e lui mi fa io alle 2 però sono in riunione e gli faccio ma guardi quando ha finito, quando vuole. E allora poco prima delle 6 ha richiamato e là ha risposto Sammy perché da quel momento il telefono era solo suo. Che ricordo ha di quella telefonata così inaspettata, anche così sorprendente? Sì, inaspettata sì, perché Sammy aveva scritto questa lettera per confidargli un po' di quello che gli piaceva, quello è il suo modo di fare con le persone, molto semplice, molto alla mano, che gli piaceva il nome che si era scelto. Anche Sammy molto, molto vicino alla persona di San Francesco e vabbè gli aveva scritto questa lettera senza poi pensare a una risposta ma neanche a una chiamata, però come si fa nelle lettere si mette sempre l'indirizzo, telefono, così. E dunque quella telefonata è stata veramente inaspettata, però per Sammy è stata veramente una grande gioia. Io non so effettivamente cosa si sono detti in quella telefonata, mi ha detto qualcosina, quello che si sa insomma che è sempre stato detto, però alla fine poi di preciso quello che si sono detto fra loro io non lo so. Io so che Sammy gli ha parlato della sua malattia, ma perché il Santo Padre gli aveva chiesto veramente Sammy come stai? E quella volta lui ha sentito proprio un come stai vero, che voleva capire come stava Sammy. Gli ha spiegato e tutto e poi alla fine il Santo Padre, come fa con tutti, gli ha chiesto Sammy prega per me e Sammy gli fa sì, però
tu prega per me, dato che hai il filo diretto. E così si sono salutati. Quando è uscito, perché la telefonata l'ha fatta in camera sua, è uscito ed aveva quella luce bella negli occhi, quel sorriso sereno di una telefonata fatta con un amico che faceva piacere parlare. Ecco, io ho letto da qualche parte che per Sammy è stata un'esperienza quasi mistica, un momento in cui forse davvero si sono parlate due persone che hanno avuto un contatto diretto con l'essenza vera della fede, due persone che in quel momento erano fratelli. Sì. Il Santo Padre metteva proprio a suo agio le persone con cui si interfacciava, ma proprio ecco, Sammy non si è sentito a disagio a parlare con lui, anche se effettivamente io sì, perché veramente in quel momento non sapevo cosa dirgli. Invece dopo poi in quella telefonata si sono proprio parlati alla pari da due persone veramente di grande fede. Perché Sammy è sempre stato un ragazzo con una fede veramente profonda e dunque per lui parlare con Papa Francesco è stata veramente un'esperienza unica che gli ha dato tantissimo. Poi loro si sono anche incontrati di persona. Eh sì, è stato il 20 marzo del 2023, il giorno dopo che assieme ai Sammy Runners hanno partecipato alla Maratona di Roma, hanno avuto questo incontro privato molto, sono stati meno di 10 minuti, però bellissimo, e lì si sono parlati da persona di grande fede, tutti e due, e persona di scienza che era Sammy. Da persone di fede l'immagine insieme. È stata la mia prima immagine, sì. Sì, li vedo e spero tanto che siano là, che passeggiano, che parlano tantissimo di tante cose, perché lui parlava di tante cose e ha parlato di tante cose anche con il Santo Padre. Dunque penso proprio che adesso abbiano proprio il tempo e l'opportunità di reciproca, di dare tanto, di dirsi tanto. Ecco, questo sì, è un'immagine che mi fa star bene, tanto. Sì, la mamma di Sammy Bass, uno sguardo velocissimo alle prime pagine dei giornali, lo vediamo, Corriere della Sera, Repubblica e Messaggero che aprono il telegiornale con lo stesso titolo, il Papa degli ultimi. La Stampa, l'abbiamo fatta vedere anche prima, era Francesco, ogni giornale ha dato un suo taglio a quello che è stato il pontificato proprio del Papa a 12 anni. Era interessante vedere il titolo del manifesto Fratello Solo, e poi ovviamente abbinato a quello del riformista che vediamo qui in basso, non ce ne sarà un altro, perché appunto è stato un Papa non solo molto amato, ma all'interno dell'istituzione, della Chiesa, anche molto discusso e dibattuto. È interessante il titolo dell'Unità, è caduta la stella polare, unità che sappiamo che ha cambiato di fatto un po' l'impronta con cui era nata. Molto interessante vedere anche questo. Noi siamo in attesa del collegamento del nostro Lucio Zanato, continuiamo a aprire e chiudere questo argomento, sono notizie che si susseguono, anzi lo vedo già collegato. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di agricoltura, come ormai saprete, con il nostro Lucio Zanato in collegamento da Badoere. Parliamo di asparagi, tanti se ne sono mangiati nelle nostre tavole in questi giorni di festa. Lucio, buongiorno, siamo da te, cosa ci racconti, come sta andando quest'annata? Eccoci qua Edi, buongiorno. Siamo qui perché stiamo raccontando sostanzialmente l'asparago nelle sue definizioni, ovvero l'asparago del Brenta, l'asparago del Piave, l'asparago del Sile. In questo caso siamo qui a Badoere proprio per raccontare questo asparago. Sono con Carlo Benozzi, presidente del consorzio dell'asparago del Sile, per fare poi il punto della situazione di questo prodotto, che per molti è un prodotto di nicchia, ma in realtà è un prodotto che ha grandi possibilità soprattutto per i giovani. Allora, Presidente, come sta andando intanto l'annata? Allora, l'annata sta andando bene adesso, abbiamo avuto delle difficoltà iniziali appunto per via del meteo, che è stato prima con temperature molto basse, specialmente quelle notturne, e poi successivamente delle piogge che ha ritardato un po' la produzione. Negli ultimi giorni stiamo un po' rimettendoci in sesto, stiamo cominciando a produrre. Ecco, voi
Voi siete tra l'altro l'IGP, tra le tre produzioni di eccellenza, che vantate anche l'asparago verde. Sì, noi siamo gli unici in Europa ad avere questa possibilità di avere un prodotto a marchio sia sul bianco che sul verde, e questo ci aiuta moltissimo, perché avere un prodotto verde che qui in Veneto non era tanto usato e conosciuto adesso sta prendendo molto piede, e soprattutto quando si va al di fuori del Veneto il verde è molto, molto valorizzato. Allora, qui vediamo una linea di gestione del prodotto per poi ovviamente la distribuzione nelle varie fasce. La cosa che ci viene da pensare è qui come siete messi in termini di collaborazione, perché tanti piccoli produttori fanno un grande prodotto. Mi viene in mente la DOCG del Prosecco su Conegliano Valdobbiadene, dove la media è 1,5 ettari, però i numeri sono importanti. Sì, diciamo che la collaborazione è sempre una cosa a cui miriamo e cerchiamo di valorizzare, con tante difficoltà, però proprio in questi giorni, domani sera appunto, stiamo proprio cercando di fare questo. Vogliamo far capire quanto importante sia per poter poi dare il valore aggiunto, che è quello commerciale, a un prodotto ottimo come il nostro. Ecco, dopodiché ci sono gli altri appuntamenti, ad esempio mi viene in mente il 25 aprile alla Rotonda di Badoere, è un appuntamento come dire, da non perdere per poter assaggiare e poter anche acquistare l'asparago. Sì, non solo a Badoere, adesso ogni fine settimana ci sarà un'attività sui vari comuni, perché ricordo che l'asparago di Badoere è coltivato in 15 comuni che vanno tutto lungo l'asta del Sile, e ogni giorno ci sarà un evento. Il clou l'abbiamo qui a Badoere il 1° maggio, però ci sono tanti comuni che stanno valorizzando e collaborando per portare questo prodotto a un livello di qualità e di promozione molto buono. Ecco, in studio ho una giovane collega che conduce. I giovani nel vostro settore e in questa produzione ci sono? Allora, cominciano ad arrivare, ed è nostro dovere fargli capire quanto importante sia, quando ci si avvicina a questo mondo, essere veramente appassionati di quello che si sta facendo e di capire tutte le dinamicità che c'è nella produzione, quindi i vantaggi ma anche i problemi che ci sono. Secondo me chi si avvicina a questo mondo, specialmente nei prodotti a marchio, può avere delle buone soddisfazioni. Senta, per ultimo, mercati esteri e concorrenza. Allora, concorrenza posso dire che non c'è, perché il mercato c'è, l'offerta è minore alla domanda, quindi spazio ce n'è dove vogliamo, come vogliamo. Raggiungere certi mercati è difficile perché bisogna essere strutturati bene, però se c'è una collaborazione, una sana collaborazione, si arriva un po' dappertutto. Noi riusciamo a portare il prodotto, l'abbiamo portato per anni in Australia, in Giappone, in Germania, in Inghilterra, piccoli quantitativi però che ci danno delle grosse soddisfazioni. Grazie, a te la linea. Grazie Lucio, grazie al contributo tecnico di Nicoletta Rizzetto, ovviamente anche al tuo ospite. Chiudiamo così questa nostra prima edizione, ricordandovi però il sondaggio di Ring, un'ampia pagina dedicata questa sera alla morte di Papa Francesco, ma anche alla sanità. La domanda la vedete in sovraimpressione, si parla di un commissario per la sanità, per gestire la sanità veneta. I numeri li vedete scritti in rosso, in verde per esprimere il proprio parere favorevole o contrario. Ospiti di Nicola Zanetti a Ring per l'ampia pagina dedicata alla morte di Papa Francesco, Stefano Pelloni del Partito Democratico, Riccardo Barbizan della Lega, Elena Ostanel, il Veneto che vogliamo, Luca Spavanetto, Fratelli d'Italia, Fabrizio Boron, Forza Italia Proprio, per anche raccontarvi questa idea, questa ipotesi e commentare insieme anche il sondaggio che continuate a vedere in sovraimpressione. Insomma, una puntata ricca, quella di oggi della nostra prima edizione, dedicata alla morte di Papa Francesco. Come è stato il telegiornale di ieri, continueremo ad aggiornarvi anche e soprattutto sui fatti di cronaca che avverranno in giornata. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo. A tutti auguro invece una buona giornata, arrivederci.